Udinese e accogliamo questo palco con un applauso. Buonasera a tutti dal Coro Pino Medunese. Siamo molto contenti e onorati di questa serata qui con voi. E la prima cosa che volevo dire è esprimere il nostro ringraziamento al gruppo Albini di Branco e in particolare al suo capogruppo Massimo Faleschini, con il quale ci siamo sentiti in questi mesi, già dal mese di aprile, e per aver ricevuto questo invito e quindi di averci dato la possibilità di essere qui presenti a questa 18ª rassegna di canto corale. Ringrazio e saluto anche le autorità civili che ci sono questa sera e anche il coro di cantori del Friuli, e a nome del coro faccio i nostri complimenti. Noi del Coro Pino Medunese arriviamo dal Veneto, da un piccolo paese di 3.000 abitanti della provincia di Treviso, che si chiama Meduna di Livenza. Meduna di Livenza si trova all'estrema periferia est della provincia di Treviso e confina a nord e a est appunto con il Friuli Venezia Giulia, con la provincia di Pordenone, mentre a sud confina con la provincia di Venezia. Proprio per questa particolare posizione geografica, incastonata tra 3 province e 2 regioni, nel nostro coro possiamo trovare coristi che provengono da 8 comuni di queste 3 province. Quindi una buona integrazione, diciamo, tra queste province e anche queste 2 regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Coro Pino Medunese è stato fondato nel 1965 e qualche mese fa, lo scorso maggio, abbiamo festeggiato i 60 anni di attività corale con un concerto dove abbiamo invitato il maestro Davide Manzi, grande musicista e nostro, diciamo, coinvolgendo un po' tutta la comunità in una grande festa. Ringrazio ancora il gruppo Albini di Branco per averci invitato e tutti voi per la vostra presenza e auguro a tutti buon ascolto dal Coro Pino Medunese. E ha suonato. Il suono delle campane ha avuto un'influenza abbastanza rilevante nel canto popolare. In effetti, per molti secoli esse hanno segnato e stabilito i tempi della vita religiosa innanzitutto, ma anche civile delle popolazioni cristiane. Le Assunat è uno dei canti, una pilota friulana, più famosi, nel quale appaiono sia nel testo che nella musica le campane. Musica e testo molto belli presentano poeticamente quella che poteva essere qualche decennio fa la fine della giornata in un paese, situazioni che gli altri 2 versi completano con semplicità. E ha suonato una degli scuri, ha dato l'ultimo voto, io us doi la prima sera, io us doi la prima notte. Le campane restano ancora un segnale caratteristico nei paesi, soprattutto nei piccoli borghi di montagna, dove i colpi dei vari campanili si rincorrono nelle valli. Un'armonizzazione di Gianni alla testa ai suoni.
canto Mamma mia, vienimi incontro è un canto degli alpini che racconta le storie di guerra e le condizioni difficili vissute durante la prima e seconda guerra mondiale. Significato: il canto esprime il dolore e la speranza dei soldati, in particolare durante la guerra italo-abissina del 1896, che si riferisce alla battaglia di Alba, guidata dal generale Oreste Baratieri. Questa canzone è un esempio di come il canto popolare possa evolversi e riflettere le esperienze storiche e sociali, con elaborazioni di Gianni Malatesta, Mamma mia, vieni incontro.
sera dei baci, canzone diffusa in tutto il Trentino, in altre aree d'Italia, centro settentrionale, con i titoli Ti ricordi la sera dei baci e Ragazzine. Nel testo, risalente alla prima guerra mondiale, la protagonista ricorda il suo innamorato, la promessa di sposarla al giorno della guerra e il destino crudele che non lo fece mai. Tornare morto nel Trentino, in altre versioni sul piano. Innamorata non si dà pace. Armonizzazione di Zanandrea, la sera dei baci. Finché la notte è un canto composto da Mario Lanaro sulle parole della poesia intitolata Prima che venga la notte, scritta dal tenente Italo Stagno durante gli anni di prigionia in Russia. Il tenente è il protagonista dei versi. Egli chiede al Signore di concedergli la forza per affrontare l'ultimo viaggio, quello verso casa, in cerca dell'ultimo conforto prima che scenda la notte. Il compositore mette la musica al servizio del testo.
alterna armonie dedicate ad altre più stringenti, utilizza cambi di ritmo e di intensità sonora, conferendo all'intero brano il sapore di una colata preghiera, con un'armonizzazione di Mario Lanaro finché la notte.
su nenie e luoghi asiatici portati in patria da Trentini e Giuliani, ex prigionieri austriaci nel fronte russo, nella guerra del 15-18, dei quali, è noto l'Odissea, fecero letteralmente il giro del mondo, prima di tornare a casa. Un canto con poche parole, ma con grande inclusione corale. Oggi la Marusca di Antonio Pedro. L'espressione della gioia di vivere, un raggio di sole nel grigiore della guerra. Sorella, madre e anche morosa, sognata e desiderata da ogni soldato. Questo era Yosca la Russia, ragazza che ogni sera saltava leggera il muro di casa per andare a trovare il bambino. Con sua spensierata per un po' faceva dimenticare gli orrori della guerra. Intorno a lei gli alpini si radunavano per guardarla ballare fino a tardi e tutti in coro spiegavano di non smettere, di non andarsene, aggrappandosi a quella visione per trovare la forza e il coraggio, ma anche la speranza di vedere finire i tempi della guerra. Giuseppe De Mazzi, Yosca la Russia.
preghiera dedicata a tutti gli alpini impegnati nelle guerre e nel servizio civile. La preghiera dell'alpino.
brano di Wagner, non il Richard Wagner, il compositore, ma Joseph Franz Wagner. Quindi nessuna storia epica di vichinghi, di Belunghi o Valchirie. Noterete in questo pezzo l'assenza delle parole, perché l'armonizzatore, che è Gianni Malatesta, ha cercato per quanto possibile di far imitare alle voci dei coristi gli strumenti di una banda musicale. Marcia Aquila di Gianni Malatesta. delle cose nuove. Grazie ragazzi. Queste due belle cose questa sera, siamo tornati bambini, io mi ricordavo le canzoni della nonna, come ci diceva Marco, le canzoni friulane, perché no, anche Dario Zampa, se qualcuno sentiva la radio